Ciao, sono Luca Gottardo. Avete visto, siamo proprio in centro al paese. Siamo a 2 passi dal comune e in via Ruga. Nome che ricorda un po' uno storico borgo che è proprio il Borgo Ruga, che ha dato anche il nome alla contrada del Palio. Questa è una casa indipendente, ok? Quindi con accesso, questo è l'accesso pedonale e ha 2 accessi carrai. Venite che la scopriamo bene nel dettaglio. È strutturata su 2 livelli e non c'è l'interrato. Il garage è il piano terra. Vi dico fin da subito, non aspettatevi una classica disposizione. Ci sono 2 cose qui all'esterno che mi piacciono particolarmente. Una è sicuramente il porticato e l'altro è il giardino. Se volete una casa con giardino, qui lo trovate ed è anche molto bello. Da questa parte entriamo con un cancello elettrico per i posti auto, mentre l'altro accesso è quello del garage. Cosa dite? Andiamo dentro? Eccoci qui con questo ingresso luminoso. Qua sono spazi di una volta. Guardate infatti che soggiorno e oltretutto la disposizione, essendo praticamente un quadrato, è facile anche la personalizzazione. Da questa parte invece la cucina è separata. Anche qui molto spazio sia per mangiare che per cucinare con vari piani d'appoggio. 2 finestre che comunque fanno entrare molta luce oltre che all'aria. Un comodo ripostiglio sotto scala. Il garage ospita una macchina più un po' di posto a magazzino con la scaffalatura, mentre qui dentro c'è la centrale termica con lavanderia. Ecco, un aspetto fondamentale è che qui c'è già la caldaia a condensazione, ma ci sono altre migliorie che i proprietari apporteranno tra pochissimo, come il cambio ai serramenti e installeranno i pannelli fotovoltaici con batteria d'accumulo e anche la colonnina per la ricarica della macchina elettrica. Naturalmente al piano terra non può mancare il bagno. Passiamo allora al reparto notte. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto di non aspettarvi una classica disposizione? Qui sopra ci sono degli armadi a muro e questo è il bagno della zona notte. Molto spazioso, questo ha la vasca, magari da metterci una tenda o un vetro. Questa è la prima camera, è una camera singola, ma ci sta appunto tutto quello che serve alla camera. Qui c'è il condizionatore e le altre 2 stanze da letto. La prima matrimoniale è enorme, è davvero molto ma molto grande. Qui ci sono anche 2 finestre con una bella vista. Anche questa è una camera matrimoniale sviluppata un po' più in lunghezza e effettivamente, come per il resto della casa, gli spazi non mancano. Avevo detto che questa casa è unica nel suo genere e potrebbe essere proprio quella giusta per te. Ascolta la tua voce. Comprala, comprala!